La roulotte del senza tetto era diventata il luogo dove il 52enne di origine tunisina spacciava cocaina e droga di ogni genere, specie agli studenti, visto che il mezzo, per comodità sia del pusher che dei giovani clienti, era stato parcheggiato proprio a ridosso degli istituti scolastici. Il fatto è Sandona di Piave, dove i carabinieri, al momento dei controlli, hanno verificato come la roulotte fosse diventata un vero e proprio deposito della droga. Quasi 300 grammi di cocaina già divisi in pezzi da 1 grammo, pronta per la vendita, marijuana, 95 grammi di sostanza da taglio, 220 euro in contanti, frutto dello spaccio, bilancini vari e soprattutto un'agendina di credito della droga con nomi e cognomi di persone e studenti che dovevano saldare lo stupefacente di turno acquistato spesso sulla parola, specie dai fedelissimi. Fenomeno fortemente inquietante e che preoccupa non poco, questo del dilagare della droga nelle scuole, spiega il sindaco Alberto Teso. Abbiamo potenziato notevolmente i controlli antidroga in centro, in prossimità degli istituti scolastici, in particolare dopo l'entrata in servizio del nostro nuovo agente speciale che è il cane Atom. L'arresto con i sequestri di droga, frutto dell'intensificarsi dei controlli antispaccio, specie nelle scuole, resi ancora più efficaci anche grazie all'arrivo del nuovo agente dell'unità cinofila, appunto il cane Atom, dichiara sempre Teso. I sequestri di stupefacenti sono aumentati in maniera impressionante. Chiaramente molto spesso è per uso personale, le denunce per detenzione a fine di spaccio sono una minoranza, però è evidente che andandolo a cercare lo stupefacente si trova, insomma. Il pusher 52enne, arrestato e portato in carcere a Venezia, sequestrata la droga con tutto il materiale dello spaccio, soldi compresi.